Buonasera, ben trovati a Effetto Friuli Giovani che ritorna dopo questa pausa pasquale, più carichi che mai, speriamo i nostri ragazzi, anche perché il tema da affrontare è di quelli tosti, se ne ha parlato anche oggi con la notizia che il loro caso è passato all'ufficio centrale di investigazione, praticamente si dice in India sarebbe l'unico modo, la strada per evitare loro la pena di morte. Avrete già capito che stiamo parlando dei due Marò che appunto in India sono accusati dell'omicidio di due pescatori che avrebbero scambiato per pirati, un caso che ha fatto molto discutere, soprattutto è un caso che è stato anche politicizzato, ha parlato le dimissioni del ministro Terzi e quindi ha avuto anche influssi sulla politica proprio del nostro paese, non solo riguardo appunto la politica internazionale ma anche riguardo la politica interna, e quindi scena internazionale in primo piano, scena internazionale in cui si parla anche delle minacce nucleari della Corea del Nord, tanti sono gli spunti comunque di conversazione, di discussione che ci arrivano proprio dal panorama geopolitico. Cercheremo di parlarne insieme questa sera, appunto, di discutere, cercare di capire anche dove può stare la verità, dal momento che sul caso dei Marò ovviamente ci mancano tanti elementi che sono in possesso solamente di chi sta davvero investigando, indagando sul caso, ma sicuramente c'è un diritto internazionale che ci può aiutare. Allora, a questo proposito già subito vorrei entrare nel vivo della discussione cercando di dare che quelle che possono essere le coordinate base, i dati oggettivi di questa vicenda con il professor Maurizio Maresca, che ringrazio intanto per essere con noi, ordinario di diritto internazionale. Buonasera a lei, che tra l'altro proprio qui a Udine di recente si è occupato di questo caso, ne avete parlato proprio nel corso di un convegno, è diventato un caso di studio, ecco, possiamo dire, proprio per l'Università di Udine. Il diritto internazionale cosa dice? La domanda che si è fatta, se il comportamento dell'India e di conseguenza quello dell'Italia sia stato giusto o meno, come può essere inquadrato a livello giuridico? Il diritto internazionale viene in rilievo in tantissimi, almeno in tre importanti contesti diversi. Uno è quello che riguarda se l'India ha la possibilità di esercitare il suo potere giurisdizionale su un fatto che avviene su una nave italiana fuori dalle acque territoriali indiane, e questo è un primo caso. Il secondo caso, se l'India può assoggettare a giurisdizione il comportamento di pubblici funzionari italiani, come sono questi due Marò che esercitavano un'attività per conto dello Stato. E il terzo profilo è se l'India può in qualche modo, diciamo, limitare, come ha fatto, la libertà dell'ambasciatore italiano, che sarebbe venuto meno alla parola data, diciamo, non restituendo i Marò nel momento in cui questo doveva avvenire. Sono tre profili diversi, è difficilissimo dare una risposta su questi tre casi. Sono tre situazioni molto controverse. Sulla prima è vero che la nave dove stavano i Marò era una nave italiana, ed è vero che la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare dice che sulle navi esercita la giurisdizione dello Stato, però è anche vero che la nave sulla quale stavano i due indiani uccisi era una nave indiana. Il comportamento è stato tenuto su una nave italiana, l'evento è avvenuto su una nave indiana. In sostanza, quindi, anche dal punto di vista proprio giuridico il caso è molto complesso. È un caso controverso su tutte e tre le situazioni. Il primo caso, la nave era italiana dove si è tenuta la condotta, dove questi hanno sparato, ma era indiana la nave dove sono stati colpiti i due cosi. Sul secondo profilo, quello che riguarda la giurisdizione, questi due marinai erano, sì, è vero, pubblici funzionari, però si potrebbe dire che non svolgevano proprio una funzione giurisdizionale italiana. Perché? Perché sembra che avessero una funzione simile a quella che svolgono i contractors, dipendenti di imprese private, e quindi qualcuno potrebbe dire, ma sì, è vero che questi sono marinai, e quindi è un Quindi ci sono dei dati che non rendono univoca la situazione in sostanza, e a questo punto sembrerebbero quasi attenuare, secondo lei, un po' quella che è stata la posizione anche a tratti non del tutto univoca dell'Italia, perché c'è stato un ritorno, poi forse si è tornati insomma su alcune decisioni prese, si è politicizzato il caso, cioè questa ambiguità o comunque difficoltà anche di valutare la situazione dal punto di vista giuridico giustifica anche la politicizzazione del caso?
Dunque, io tenderei a distinguere. Una cosa è quella che è la difesa di questi marinai che sono accusati di un crimine in India e si devono difendere, e a mio avviso meglio sarebbe stato se questi due marinai si fossero difesi normalmente, cioè con avvocati normali che in India con assoluta trasparenza si presentano davanti al loro giudice dicendo: è stato un errore, non abbiamo voluto commettere un reato, se è avvenuto un reato è stato un reato commesso per errore. Invece quello che io credo che sia avvenuto è stata una enorme politicizzazione della vicenda, in India specialmente, perché nel Kerala in quel momento c'erano le elezioni, e anche in Italia, e lì è stato fatto un pasticcio, perché lì si è esasperata una cosa che avrebbe potuto essere risolto, tanto per essere chiari, con 2 anni con la condizionale. Anche in India? Anche in India. Nonostante si sia parlato anche di pena di morte, sia stata tirata in ballo. Ma non esiste la pena di morte, ci sono cose ridicole, cioè che per un reato di questo tipo ci sia la pena di morte è ridicolo. Torneremo ad approfondire anche la questione, perché vedo che si aprono effettivamente diversi punti sulla questione. Se credevamo di esaurire insomma con questo chiarimento a livello giuridico in una domanda, sicuramente così non può essere, per cui avremo modo di tornare su tutte le diverse sfaccettature. Ma allora, dal punto di vista anche politico, sulla scena internazionale, chiedo a Paolo Ciani come ha valutato allora, il comportamento dell'Italia. Intanto buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Ma io ascoltavo adesso il professor Mareschi e mi veniva in testa un caso analogo trattato in maniera completamente diversa in Italia, che riguardava il Cermins. Il Cermins fu un altro aspetto, credo, importante e anche controverso di diritto internazionale, con delle persone che sono morte in virtù proprio del volo a raso proprio su una funivia che causò la morte di diverse persone, e in quel caso il diritto internazionale, negli accordi che ci sono stati fra i vari paesi, i piloti americani non vennero processati qui, ma vennero processati negli Stati Uniti. Ora, il tema è complesso sotto questo profilo, perché bisogna capire se effettivamente quel reato commesso in India era in acque internazionali o era in acque territoriali indiane, perché indubbiamente questo cambia gli aspetti giuridici della cosa. Credo che dal punto di vista politico la cosa credo più determinante, più importante che vada sottolineata è che ci deve essere da parte dei governi nazionali, chiunque governi in quel momento, una difesa dei propri uomini, dell'operato dei propri uomini, che andavano sicuramente difesi in maniera diversa rispetto a come sono stati difesi. Credo che il pasticcio sia stato talmente enorme che le dimissioni, come lei ha citato, del ministro Terzi siano state proprio l'apice di questa baraonda che si è creata dal punto di vista anche politico interno, dove secondo me, se si riusciva in qualche modo a gestire in maniera diversa proprio i rapporti internazionali fra i due paesi, fra l'Italia e l'India, forse non saremmo arrivati, credo, in quelle condizioni. Difesa dei propri uomini, citava appunto il dubbio acque internazionali, mi pare che, non so se dico una cosa giusta, che al momento insomma si dica che insomma, il fatto sia avvenuto in acque internazionali, non so questo se è accertato. Questo è accertato, infatti. Non so se c'era già qualche ragazzo che su questi due interventi aveva qualche osservazione da fare sul caso. Intanto buonasera a tutti. Prima do ragione a Ciani. Esatto, perché cambia il caso se era nelle acque internazionali o meno. Da quello che abbiamo capito si è detto era in acque internazionali. Penso anche che si stia gestendo male questo caso, perché abbiamo avuto altri casi in questione così ed erano già stati risolti anche un po' prima, la stiamo facendo lunga, perché io penso che se l'Italia voleva fare qualcosa, insomma, li liberava già da tempo, aveva tutte le possibilità di farlo, sempre con un processo o con una condanna, dico, però si poteva muovere un po' prima, non si è voluto fare ancora niente e stiamo aspettando
la soluzione degli indiani, che però sarà molto ben peggiore, penso. E secondo te a cosa è dovuto questo comportamento, allora, che tu definisci non certo, non sicuro dell'Italia in questa situazione? Ma perché noi non abbiamo né un governo, non abbiamo niente, cioè in questo momento, poi adesso l'Italia pensa a cose, come ha detto, cioè prima, adesso noi abbiamo determinate cose da risolvere che sono urgenti secondo i politici in questo momento, e non è abbastanza importante questo caso per l'Italia in questo momento, quindi si pensa ad altro. Posso rispondere? È stato visto in maniera diversa questo caso, anche perché comunque l'India economicamente adesso è un paese sviluppato e ci sono degli scambi commerciali tra l'Italia e l'India, e anche questo secondo me ha influito molto tra come è stato trattato il caso. È stato trattato un attimo in maniera più delicata, perché comunque non è facile chiudere questi rapporti internazionali tra Italia e India, e hanno cercato un po' di sorvolare facendo finta che non ci fosse successo niente. Poi alla fine invece è venuto fuori questo casino. E tu in questo come ti poni? Cioè la tua idea qual è? Giustifichi, Allora, insomma, comunque non giustifico, ecco. non giustifichi, però appunto ci spieghi insomma la situazione così, ma la difesa dei propri uomini di cui parlava Ciani, secondo te dovrebbe andare oltre questo? Dovremmo aver intervenuto prima, innanzitutto, per difendere gli italiani, se volevamo farlo veramente. Invece ci siamo nascosti, come dicevo, dietro fatti economici o politici, e questo è come lasciare le persone allo sbando senza dargli degli aiuti. Cioè li abbiamo mandati là e non abbiamo risolto niente, abbiamo lasciato lì come erano. Come speri che si risolva questo caso? Spero che possano tornare in Italia. Intanto Terzi aveva sbagliato a mantenerli qua le vacanze le ultime volte che sono tornati, li aveva tenuti qua di forza, e gli indiani, sinceramente parlando, hanno avuto ragione a rivolerli avere dall'altra parte, perché è stato trattato male il caso, e se fosse successo l'inverso sarebbe stato uguale. Beh, lanci comunque anche degli interrogativi, perché sentivo anche qualche commento per le mie spalle, quindi pubblicità e poi ritorniamo. Ha fatto davvero bene l'India allora a rivolere i due marò sul proprio territorio per poterli giudicare, ne parliamo tra qualche istante. Bentrovati, seconda parte di Effetto Friuli Giovani. Non ha fatto bene l'India a rivolerli indietro, diceva prima un ragazzo, scusa se non ricordo male le tue parole. Allora giro questa affermazione Don Andrea Bellavite, salutandolo intanto, grazie per essere con noi questa sera. Ha fatto bene l'India, ha fatto bene l'Italia, insomma sembrerebbe da quello che si diceva che l'India abbia fatto bene a rivolerli indietro per giudicarli sul proprio territorio. Paolo Ciani diceva però in casi che hanno visto per esempio statunitensi coinvolti in casi di questo genere o comunque assimilabili sul nostro territorio, la loro condanna o comunque il loro processo è avvenuto negli Stati Uniti. Bene, intanto buonasera e grazie, un piacere proprio discutere con dei giovani di questi argomenti. Ma credo che Ciani abbia tirato fuori un esempio calzante. Io sono convinto che i soldati americani dovevano essere giudicati sul territorio italiano, in quanto avevano commesso un reato preintenzionale, non so come poi è stato derivato, da cui però sono morte oltre 40 persone, ricorderei della funivia con il cavo tranciato. E quindi a mio parere il danno l'aveva subito l'Italia sul territorio italiano, in questo caso non mi pare che ci fosse alcuna giustificazione per far sì che questo processo avvenisse fuori dal territorio italiano. Per quanto riguarda il caso dell'India, sul ritorno dei marò in India, io credo che su questo difficilmente si possa discutere, sarebbe stato un atto di slealtà internazionale gravissimo, anche perché i due erano stati già inviati in Italia sia per le vacanze natalizie sia poi per la pausa elettorale. Quindi a mio parere non solo ha fatto bene l'Italia a far sì che tornassero in India, ma ha fatto molto male in precedenza ad avere un atteggiamento assolutamente incoerente, prima trattenendoli e poi inviandoli. Per quanto riguarda poi la questione in se stessa, io vorrei che però non dimentichiamo mai che la questione riguarda la morte di due persone.
La questione è in discussione e fin quando non ci sarà la sentenza definitiva non si può dire che qualcuno è colpevole, però la questione oggettiva è che due persone che sono state definite dei pescatori inermi sono state uccise da due soldati. Ora, questa questione non la dobbiamo dimenticare mai, che poi il processo debba svolgersi in India o debba svolgersi in Italia, ecco, questa è sì una questione talmente complicata che io sono rimasto veramente stupito dalla chiarezza espositiva e dalla lucidità con la quale il professore prima ci ha presentato qual è la problematica internazionale che sta dietro. Comunque, a mio parere, i cittadini indiani sono state le vittime di questo crimine, ammesso appunto che verrà dimostrato come crimine, ed è giusto che gli indiani possano avere una parola all'interno di quel processo, così come sarebbe stato giusto che gli italiani avessero avuto una parola in merito al processo riguardante la tremenda sciagura, il tremendo delitto del Cermis. Quindi esempio calzante, però appunto per questo insomma è giusto che là siano giudicati. Ma altro che, tra l'altro proprio ieri c'è stata la grazia da parte del Presidente della Repubblica di Romano, che è stato uno che ha prelevato una persona nel centro di Milano, l'ha portato ad Aviano dove ha ricevuto ogni sorta di torture e adesso, per compiacere evidentemente le problematiche internazionali, quindi gli Stati Uniti, viene tranquillamente liberato. Ecco, io credo che ci siano troppi pesi e troppe misure. Le chiedo una cosa, prima il professore ci ha detto pena di morte assolutamente non se ne è parlato, ma non sarebbe stato il caso, insomma è stata tirata in ballo forse in maniera inopportuna in questo caso, ma ipotesi, fosse stato così, cioè se i due Marò fossero effettivamente a rischio relativamente alla pena capitale in India, sarebbe giusto da parte dello Stato comunque lasciarli a giudizio sul territorio indiano, secondo lei? Immagino che ci sarebbe una mobilitazione internazionale, cioè la questione dell'applicazione della pena di morte in altri paesi è una questione estremamente complessa. Purtroppo in molti casi questo si verifica, ma credo che ci sia un diritto internazionale in questo caso che potrebbe giustificare certamente delle azioni concrete, diplomatiche, che potrebbero portare ad un eventuale a evitare eventualmente tale sciagura. Però a me pare che davvero l'invocazione della pena di morte sia stato un fatto giornalistico, politico e assolutamente strumentale. Mi pare inconcepibile anche per un bambino che si possa ipotizzare una simile idea. Professore? No, chiaramente, questo è chiarissimo. Cioè, l'India è un paese molto civile. La giurisdizione indiana è una giurisdizione molto più seria che quella italiana. Si arriva a fare i processi più presto di come si fanno in Italia, è meglio. Cioè non facciamo pasticci, non è che la giurisdizione indiana è una giurisdizione di un paese di un terzo mondo, è un grande paese che nasce dalla tradizione anglosassone, dove i giudici indiani sono grandi giuristi che partecipano ai consessi internazionali, eccetera. Adesso io non so dire se questo reato in India come sia punito, perché è un fatto che riguarda la giurisdizione indiana. Ma mi viene da pensare che sarebbe irrealistico per un reato di questo tipo, ed è stato molto serio da questo punto di vista l'atteggiamento del governo indiano. Lo stesso governo indiano solo ieri, e devo dire che non è una cosa che va tanto bene, non entra nel merito di quale sarà il comportamento dei giudici, perché per loro una cosa è il governo, una cosa sono i giudici, e i giudici applicano le regole indiane, che sono regole per cui io devo dire tutto peno che la giurisdizione indiana applichi la pena di morte. Questo è un reato che sia un reato colposo, che sia un reato doloso, ma con la conseguenza di quella che si chiama in Italia aberratio ictus o aberratio delicti. Comunque è un reato di quelli puniti in modo lieve. Ecco. Sentiamo da casa, abbiamo una chiamata in linea, pronto? Se può abbassare il volume del televisore, chiedo scusa, altrimenti sentiamo tutto il ritorno. Sì. Con chi parliamo? Buonasera. Con Silvano. Silvano, prego, abbassi, mi raccomando. Sì, volevo dire, prego, scusi? Sì, abbassi il volume del televisore, mi raccomando. Ecco, così. No, Bene. volevo partire, sto ascoltando questa bella trasmissione. Sì. E volevo dire un po'
qual è la mia idea in merito. Ci dica. Partendo dal presupposto che i fatti accertati sono avvenuti in acque internazionali, e qui assodato. Il primo errore, chiamiamolo così, è stato il comandante che con un tranello è andato in acque nazionali, cioè è andato in porto. Sì. Il comandante della petroliera. Uno. Secondo, hanno sparato in acqua, lo hanno già ribadito. Non sono loro. Detto questo, hanno fatto vedere i media che i proiettili non sono discendenti, ma ascendenti, cioè vale a dire dalla petroliera. Sì, dal basso verso l'alto, insomma. Ecco, cioè non hanno sparato dall'alto verso il basso, bensì dal basso verso in alto. Quindi loro non hanno sparato, è inutile chiacchiere. Bisognava tutelarli, insomma, secondo lei, Allora, considerati tutti questi fattori. Il CERMIS è un'altra cosa, sono due cose ben distinte. Qui non sono venuti in acque nazionali indiane, sono venute fuori dalle acque nazionali, vale a dire in acque internazionali, a 22 miglia. Grazie per la sua chiamata, anche perché mi permette di ricollegarmi all'intervento di prima di Don Bellavite, che diceva sono morti 2 indiani, il danno è dell'India, quindi è giusto che sia l'India a giudicare, ma posto appunto che il luogo può essere appunto internazionale, insomma, anche se mi esprimo non correttamente, allora faccio un'ipotesi, in un altro paese, non lo so, in Pakistan si uccidono 20 indiani, deve comunque giudicare l'India, cioè questo intendo, non so se sono stata chiara con la mia domanda. Tanto per essere chiaro, se un cittadino italiano viene ucciso a Parigi, sì, il giudice italiano è competente. Cioè, se un cittadino italiano viene ucciso a Parigi, il reato di omicidio è commesso a Parigi, le regole della procedura civile italiana prevedono che sia competente il giudice italiano. Nelle acque internazionali? No, a Parigi, addirittura all'estero. E nelle acque internazionali? Nelle acque internazionali, come dicevo prima, esiste una norma che in deroga dice che si applica diciamo la competenza della nave, ma la nave qual è? È la nave italiana da cui sono partiti i colpi o la nave quell'altra? Però come principio, voglio dire, in generale uno Stato è competente a conoscere di reati commessi anche all'estero se nei confronti dei propri cittadini. Col microfono, altrimenti scusami, c'era una domanda, altrimenti da casa non sentono. Difendere, cioè? Difendere nei processi, fare i processi in Italia o solo andare negli altri stati? No, il procuratore della Repubblica italiano, di qualunque, può aprire un procedimento per un fatto commesso a Parigi o in India o dove si vuole, se parte offesa è un cittadino italiano. Limitatamente alle acque internazionali esiste una norma che dice si applica la giurisdizione della nave, e qua abbiamo 2 navi perché il fatto è commesso. Però come principio il fatto che un giudice possa essere competente per un fatto commesso all'estero nei confronti dei cittadini, questo è un principio tradizionale. È evidente che cosa determinerà questo? Che ci saranno più giudici competenti per la medesima cosa, ma questo è fisiologico. Sì, vai Aurora. Io volevo dire, non sono molto, so che è una legge, non posso farci niente, ma non sono molto d'accordo, perché penso che se io magari vado in Africa, faccio un crimine in Africa, io debba pagare la mia pena lì, cioè per le leggi che ci sono in quel paese lì, perché tante volte, non solo in Italia, ma ci sono anche altri paesi che molti reati cioè vengono pagati con una pena magari minore, diciamo, cioè ogni Stato ha le sue leggi, le sue regole, quindi è giusto rispettarle perché ci sarà un motivo. Hai ragione, ma quando è stato ad esempio ucciso, tu non te lo ricorderai, ma qualche anno fa è stato ucciso Calipari, che era un 007 italiano che era in Iraq. La Procura della Repubblica Italiana ha aperto un fascicolo, esercitando la sua giurisdizione per un fatto avvenuto contro un cittadino italiano in Iraq. Per reati meno gravi, ad esempio,
è necessario che la Procura della Repubblica si faccia dare l'autorizzazione del Ministero degli Esteri. Però per fatti come l'omicidio il principio è questo, e tutti gli Stati hanno questo principio, perché tutti vogliono nei confronti dei cittadini propri poter essere competenti, giusto o, come dici tu, sbagliato che sia. Ovvio però che insomma c'è il diritto, ma c'è anche la politica poi internazionale, quindi il comportamento dell'Italia e quello dell'India vengono valutati anche in un contesto di altre situazioni, appunto si citava prima l'economia, i rapporti mondiali a tutto tondo sotto diverse sfaccettature. Allora ne parliamo dopo la pubblicità, a tra pochissimo. Bentrovati, volevo coinvolgere il professor Vavo sul discorso, intanto per sapere come si pone sulla vicenda, quindi come giudica proprio la vicenda stessa, e poi per allargare un po' il discorso anche, come dicevamo prima, a varie sfaccettature, ovvero la posizione dell'Italia sulla scena internazionale ne esce rafforzata, indebolita. È giusto giudicarla sulla base di questo episodio, prima di tutto? Io parto, ecco, condivido quello che Don Andrea affermava, e qui stiamo parlando di drammi sia delle due famiglie, ecco, colpite dal lutto, e anche l'ulteriore dramma che ne è conseguenza di queste due famiglie che comunque hanno i loro familiari arrestati in un paese straniero. Quindi è indubbio che quando si ha a che fare poi con la storia e con i drammi delle persone, le cose sono sempre delicate, non è facile schierarsi da una parte o dall'altra. Sicuramente l'Italia, questa è l'impressione che mi sono fatto io, anche chiacchierando così, anche con molti allievi non italiani, che mi facevano pesare questo fatto, dicendo: prof, ma voi italiani non alzate mai la voce. Ecco. Allora un po' mi ha fatto sorridere questa cosa, ma anche pensare, perché mi dicevano: guarda, è possibile che tutti gli altri ottengono, voi invece per amor di pace, ecco. Convenivamo su una cosa in particolar modo, il fatto che forse la nostra non è solo una crisi economica, forse è anche una crisi italiana, una crisi di identità, di appartenenza, forse qualche volta cavalchiamo l'idea nazionalista ma solo per fini elettorali. Insomma, non sappiamo chi siamo e quindi poi lo facciamo trasparire, ecco, in questo sostanzialmente senso. noi non andiamo a riconoscere l'importanza dell'essere italiani, e forse siamo più attenti, e non è un aspetto certo negativo, siamo più attenti invece a un rapporto che sia positivo e costruttivo con l'altra parte, cosa che gli americani hanno dimostrato più volte di non fare. Moro, che Italia vuole? Un'Italia che rispetta gli accordi, un'Italia che si fa sentire? No, purtroppo non è, secondo me, o ci si fa sentire rispettando che gli accordi? Noi non sappiamo chi siamo, ma che gli altri sanno benissimo chi siamo, e questo è il problema, perché come è stata gestita la faccenda, non so, sembra più una barzelletta che un fatto giuridico. La storia della pena di morte è ridicola di per sé, insomma, cioè uno ci pensa un momentino, e per quanto io giudichi o mi schieri o sappia che chi ha un fucile sta su una nave, in genere non è che spara in acqua, come dice quel signore là, cosa fa? A pesca col fucile, no, questi qua sono dei marò e in genere fanno quello che sono un po' gasatini, insomma, no? Ecco, e già mi viene da pensare un pochettino che difenderli è un pochettino difficile, però bisogna, ho capito, ma bisogna difenderli in base alle regole. Ora, sono arrivati in India, e la magistratura indiana, l'India è uno stato serio, ecco, era da dare per... No, ma qui da noi no, si è proprio fatto del nazionalismo da osteria, insomma, no? Cioè gli indiani per forza hanno torto, ma scherziamo, a questo punto era proprio da trattare con gli indiani in maniera seria. Poi li si portano a casa proprio all'italiana, no? Sì. Sono trattate in modo quasi maccheronico. Li riceve il Presidente della Repubblica come avessero fatto un atto di grande coraggio, cioè una cosa eclatante, una bella cosa in fondo, sono diventati degli eroi, ma scherziamo, sono delle persone che possono aver commesso un reato, cioè l'hanno commesso,
di un certo tipo che è da valutare. Ciani, che prima annuiva anche sulla telefonata, poi lo vedevo appunto intervenire così a gesti, a mimica nel discorso. Al di là, insomma, prima si diceva sulla natura proprio stessa dei due Marò, anche adesso tirava in ballo Moro questo problema, fossero assimilati insomma dei contrattos eccetera, cambierebbe la questione secondo lei? Cioè, o comunque la difesa di un proprio cittadino deve andare oltre? Allora, i due Marò presenti in India rappresentavano l'istituzione italiana, rappresentavano l'Italia a tutti gli effetti. Non erano lì per divertimento, non erano lì perché dovevano sparare ai pesci in acqua, come è stato detto, erano lì perché erano presenti in una missione internazionale. Ed in questo contesto è, credo, necessario che i governi, l'Italia nella fattispecie, debba preservare i propri uomini, perché rappresentano le istituzioni in quel luogo. Dopodiché, se gli uomini compiono dei reati o dei crimini, è giusto che questi vengano sicuramente processati e che abbiano le proprie responsabilità sotto questo profilo. Ma credo che alla base di tutto ci sia stata questa grande confusione iniziale determinata da due aspetti. Allora, il primo è che in questa regione c'erano le elezioni, con una grande contrapposizione politica interna, dove si sono usati i Marò per fare campagna elettorale in India, in quella regione. Questo è il dato primo. Il secondo dato è che se è vero che il reato è stato commesso in acque internazionali, i due Marò non dovevano sbarcare in India, la nave non doveva entrare in quel porto. E questo è il dato. Allora, se è stato fatto un errore, se è stato fatto quell'errore, credo che questi due Marò dovrebbero essere giustamente processati per il reato eventuale che hanno commesso, sarà accertato, si dovrà accertare. In Italia? Anche in Italia, perché no? Perché ad esempio, adesso non vorrei, sì, ma magari Italia chiedo... c'è l'estradizione, ma non in Italia con i giochetti che hanno fatto. Allora, io non vorrei sbagliare, ma mi pare di aver letto da qualche parte che nelle diverse regioni indiane ci sono delle legislazioni diverse, anche sotto il profilo delle responsabilità penali, dei processi che devono essere effettuati, per cui il crimine commesso in una regione ha una pena, il crimine commesso in un'altra regione ha un'altra pena. E allora credo che in questo contesto l'Italia debba far valere il proprio peso anche di carattere. Insomma, alla fine come è uscita l'Italia? Con le ossa rotte completamente sulla scena internazionale da questo punto di vista, come un paese debole, un paese... Sicuramente sì, io sono un fervido sostenitore che l'Europa unita si fa, ma si fa anche avendo una forza internazionale militare unitaria per tutta l'Europa. Io sono assolutamente convinto di questo e se noi probabilmente avessimo avuto una forza politica, una forza militare europea, come io auspico, credo che forse avremmo avuto anche un peso diverso nei confronti dell'India. E si apre ancora un altro tema interessantissimo, prego. Sì, appunto, avete appena citato l'Europa lei. L'Europa non è che abbia fatto molto in questo caso. C'è la possibilità da parte della comunità europea di impegnarsi e di prendere parte a questa controversia, oppure non c'è una legislatura, nulla che possa intervenire? Non è materia di competenza dell'Unione Europea. A livello però diplomatico, tant'è vero che la signora Alstom, che è la ministra degli esteri dell'Unione Europea, al di là delle frasi politiche che si dicono sempre, però poi chiaramente ha detto che questo è un fatto che riguarda l'Italia e l'India, è una controversia internazionale tra due paesi rispetto ai quali l'Unione Europea non c'entra. Solo a livello bilaterale in sostanza, quindi neanche come presa di posizione, al di là della presa di posizione politica, ma comunque annacquata, diciamo. L'Europa non ha nemmeno preso una posizione a favore dell'Italia, ha preso una posizione generale a favore della composizione dei conflitti in generale. Al di là del fatto che sia una cosa bilaterale, c'entra la forza barra debolezza dell'Italia su questo comportamento dell'Europa? Cioè, fosse stato un altro Stato più forte all'interno degli equilibri europei, ci sarebbe stato un intervento politico più forte da parte dell'Unione Europea o no, secondo lei? Uno Stato più forte l'avrebbe risolto il problema e non sarebbe andato dall'Unione Europea a piagnucolare. Ma neanche se fosse stata ratificata la Costituzione europea c'era qualche legge che difendeva? Anche con la Costituzione europea non era stata comunitarizzata
né la politica estera né la politica di difesa. Don Bellavite, quando Ciani parla di un organismo militare, di una forza militare europea, cosa pensa? Io penso che oggi forse c'è bisogno anche di cercare delle alternative, perché il sistema militare ha portato a costruire un mondo in questi ultimi anni molto insicuro. Lo stesso problema dei Marò, alla fine vorrei ricordarlo, se ho capito bene, i Marò erano in servizio a tutela di un mercantile, cosa che è necessaria perché in giro per il mondo esistono queste forme di, tra virgolette, pirateria, che sono però anche un'espressione di una gigantesca povertà, di un gigantesco squilibrio economico e anche di un sistema di risoluzione dei problemi internazionali basato quasi esclusivamente sull'intervento militare, soprattutto dopo l'evento delle Twin Tower. Interventi militari tutti poi attuati sulla base di resoconti falsi, no? L'Afghanistan si è andati per prendere Bin Laden, la guerra continua anche dopo che Bin Laden è stato linciato e l'Iraq è stato attaccato perché c'erano le armi di distruzione di massa che non sono mai state trovate. Ecco, io a quello che dice Ciani aggiungo, cioè direi che secondo me è vero che l'Europa si deve organizzare insieme, ma che si deve organizzare anche con la realizzazione di quelli che Alex Langer preconizzava come i corpi civili di pace, cioè ipotizzare che sia possibile formare dei giovani in modo scientificamente saldo, stabile, forte, in grado di andare nelle zone in cui ci sono dei conflitti e affrontare i conflitti con le armi della pace e non con le armi della guerra. Detto così sembra una cosa molto idealistica e utopistica, stanno già realizzando queste realtà in Libano, in altre parti del Medio Oriente, si sta realizzando qualcosa di molto importante nei Balcani e i risultati che si stanno ottenendo attraverso questo intervento di corpi civili di pace europei, perché questo si fa proprio sulla base europea, sono risultati finora molto più avvincenti di quelli che disgraziatamente gli interventi militari in questi anni hanno realizzato, cioè una paura crescente che sta attanagliando il mondo. Allora, è possibile costruire una situazione di pace attraverso il dialogo e non attraverso il ricorso alle armi, e soprattutto la pace è un valore assoluto che può essere messo sopra a, per esempio, libertà, diritti. Questo è quello che si chiedono alcuni osservatori che sostengono, insomma, che nel pacifismo poi vi siano delle ambiguità. Insomma, cercheremo di capire anche da che parte stanno i ragazzi in questa discussione, tra poco. Eccoci qua, dai Marò al discorso pace, scenario geopolitico internazionale, la pace da realizzare attraverso il dialogo, diceva Don Bellavite, può sembrare un'utopia, ma invece ci sono dei casi che dimostrano che non è così, si può realizzare. Cosa ne pensate? A mio parere la pace si può realizzare, ad esempio in Europa la pace si è realizzata tra stati che fino a 30 anni fa, fino all'89, erano in guerra in pratica. C'è la possibilità di realizzare delle unioni come quella europea, però non sempre è possibile, perché il mondo è fatto di 1000 culture, spesso in conflitto tra loro. Certo è che non è il momento questo di pensare all'abolizione degli eserciti, secondo me, pensare a eserciti di pace, perché ci sono persone che, basti pensare alla Corea del Nord, che ragionano in base a personalismi e a manie di potere e ci impiegano 2 secondi a dichiarare guerra a uno Stato con cui non possono neanche competere. Perché certo è che se la minaccia nucleare per un esercito può fare ben, non so. Si può fare ben poco, però schierarsi contro gli Stati Uniti... La ritieni credibile soprattutto comunque questa minaccia nucleare, perché al di là adesso io ti faccio una provocazione, però... Che abbiano bombe nucleari, armamenti nucleari, credo che sia possibile, perché ogni Stato adesso è in grado di possedere questi mezzi. Quello che io credo impossibile e non concepibile è che si schierino e che pensino di poter fare qualcosa a uno Stato che è infinitesimamente più grande di loro, cioè non hanno alcuna possibilità di poter vincere una guerra così e nonostante ciò dichiarano guerra. Insomma, la pace è possibile anche attraverso il dialogo, ma tra paesi, diciamo, sì, già civili. Già civili. Anche in Europa si è passati però
durante il XIX secolo durante il XX secolo, scusami, dalle guerre. Sì, si sei passati dalle guerre alla pace e alla collaborazione, però con culture che erano più o meno condivisibili. Cioè c'era un filo comune che ha dato un'unità all'Europa, che si deve ancora conformare, si deve ancora unire del tutto, però c'è un filo comune. Per cui abolire insomma gli eserciti sarà possibile solamente quando tutti gli stati saranno cresciuti sotto questo profilo, secondo te? Sotto un profilo culturale che li possa unire. Ma intanto come si arriva a questo? Cioè nei paesi dove ci sono queste dittature, dove ci sono questi personalismi, dove ci sono queste situazioni che tu citi? Con la diffusione della come cultura, si agisce? secondo me, gli stati come la Corea, come la Cina, sono stati in cui la cultura non ha un libero sfogo, non è diffusa democraticamente, liberamente. A mio parere in Italia, in tutta Europa, si è arrivati prima alla democrazia all'interno di ogni singolo Stato, poi all'unificazione di tutti gli Stati. Ci sono stati in cui la democrazia non c'è, in cui alcune libertà non ci sono, e il pensiero dei cittadini che non sono neanche cittadini, sono sudditi, è manipolato dal potere. Finché ci sarà questa manipolazione da parte della casta dirigente, sicuramente non si potrà arrivare alla democrazia e quindi alla diffusione della cultura e di un filo comune tra gli stati. Perdonami, per riassumere però, scusami se ci ritorno, ci sono dei casi in cui però è indispensabile o comunque è legittimo per te l'intervento militare. Nonostante il tuo ideale di pacifismo, esatto. diciamo, mi pare di capire. Sì. Come nel caso della Corea, per esempio. Come nel caso della Corea. Aurora, sì. Prego. Allora, io penso che intanto per la pace dobbiamo aspettare anni e anni, però penso che la guerra più grande che c'è nella società di oggi è la guerra dove non ci sono più valori. È l'Italia, cioè io ti parlo innanzitutto da esterna. Quando sono venuta qua, no, dicevo, cavoli, loro sì che hanno valori, no? Magari da esterna ti dico. Poi magari col passare degli anni ho detto, sì, ce li hanno i valori, però si sono persi per strada. Questo perché? Perché non si rendono conto che hanno delle grandi possibilità, ma non li sfruttano. E allora, noi oggi abbiamo la possibilità abbiamo tante attività, dico anche a livello proprio internazionale o anche europeo, tante leggi che le possiamo difendere i nostri diritti, ma non facciamo niente. E l'Italia è rimasta molto indietro su questo, anche sul caso dei Marò, quindi prima di è ingestibile. Delle altre, sì, dobbiamo fermarci. Secondo te c'è da fare un ragionamento su quali sono i valori di riferimento per l'Italia? Sì, dobbiamo fermarci e pensare, farci un esame di coscienza tutti noi quando ci svegliamo la mattina, dico dall'inizio, proprio dal principio, perché la guerra interiore è quella che siamo arrivati nel 2013 a vedere gente che, io la mattina prendo il bus per andare a fare stage e vedo queste ragazze, ma giovani, che controllano nei cestini per prendere qualcosa da mangiare e non è possibile immaginare questo. Però non riesco ancora a collegarlo veramente, perché non si può parlare di pace o anche di guerra in questo momento quando noi stiamo vivendo al momento d'oggi proprio una perdita diritti, secondo te, già sul territorio, esatto. Insomma. Non ci possiamo confrontare con altri stati. La pace, ok, esiste, può anche esistere, ma penso sia utopica. Sì, penso sia utopica. Tuttavia credo che se la guerra è finita, la guerra è comunque stata sublimata, la guerra come atto fisico, anche persona contro persona, popolo contro popolo, sia stata sublimata da un controllo economico. Penso che troverò molto difficilmente qualcuno che non tenterà di fregarmi. Quindi ok, possiamo parlare di pace, ma alla fine una guerra subdola c'è e penso che ci sarà sempre. Ciani, è così, sentendo un po' i ragazzi. No, io adesso mentre parlavo dei ragazzi mi è venuto in testa una cosa che mi ha detto pochi anni fa una persona di cui io ho grande stima e mi diceva, guarda che fino a 70-80 anni fa i genitori mandavano i propri figli a combattere su un confine con grande onore, perché questo era era lo spirito nazionalista importante. Oggi nessun genitore manderebbe un proprio figlio a combattere in nessun'altra parte del mondo.
Questa è l'evoluzione che c'è stata e che sicuramente credo sia importante. Però devo dire ciò che manca, al di là del fatto della guerra, manca forse un senso di responsabilità profondo che non c'è più. Mentre parlavano i ragazzi, voglio citare un caso avvenuto a Trieste 2 giorni fa, dove una signora tabaccaia anziana è stata attaccata da un gruppo di ragazzi molto più giovani di voi, a colpi di storditore elettrico, al punto tale che questa signora anziana ha ricevuto già diverse rapine in una via centrale di Trieste, proprio per rapinargli pochi spiccioli. E queste sono cose che fanno riflettere profondamente queste cose, e che denotano che al di là dei principi generali della guerra, dei principi generali della mancata offesa verso terzi, ciò che manca è il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti delle altre persone. Questo è quello che, in linea con quello che diceva Aurora più o meno, quindi è condivisibile questo. Assolutamente sì. Manca alla base, quindi non si può trasferire a livello politico fondamentalmente, cioè questo un pochino il discorso, anche la posizione un po'... La politica è l'espressione dei cittadini. Dovrebbe. Lo è per tutti gli aspetti, anche in questa fase caotica. In politica nulla si crea, ma in politica vengono occupati spazi che vengono lasciati vuoti da altri. I movimenti politici che si sono creati ultimamente, negli ultimi anni, di grande rottura degli schemi, sono stati determinati dai vuoti che si sono creati. Per cui la politica è l'espressione dei cittadini in tutti i suoi aspetti. Intervento dagli spalti. Sì, volevo ricollegarmi un attimo al suo discorso. Lei ha parlato di rispetto. Al giorno d'oggi la parola rispetto penso che assuma una connotazione utopistica come pace, perché al giorno d'oggi nessuno è disposto a dire ok, ho sbagliato, ho educato male i miei figli e per questo non hanno rispetto degli altri, perché tutti pensano che i propri figli siano i migliori, che non possano sbagliare e che qualsiasi cosa facciano è giusto. Quindi da questo presupposto dovremmo, fra virgolette, rieducare tutta la società per poter parlare di rispetto in un'ottica più... scusate, mi sono persa nel discorso. Insomma, stiamo parlando di valori importanti, un pochino sempre tu in linea con quello che si quanto diceva. Sia la pace, ma io la intendo più come quieto vivere. Quindi costruire la pace non vuol dire necessariamente... Sì, cioè la pace nel mondo non potrà mai esistere, come non potrà mai esistere l'equità fra i sessi o l'equità fra le razze. Perché non potrà mai esistere la pace nel mondo? Per disparità economiche, per interessi? Per mille motivi, per interessi, per battaglie economiche, per la politica, per l'economia, per qualsiasi cosa che cioè alla base della quale ci sia un vertice di potere. Quindi bisogna smettere anche di ricercarla, secondo te? Perché esatto. il fatto di dire non potrà mai esistere vuol dire anche non laboriamoci? No, cioè non smettere di cercarla, però comunque non è che ci potrà essere la pace come si vede nei film, scoppia una mega guerra atomica e poi tutti si tengono per mano, che bello. No, non esisterà mai, ci sarà un quieto vivere in cui ogni stato starà, fra virgolette, nel suo orticello e eviterà di andare a calpestare le fragole del vicino. Ma ti pare che questa sia la situazione attuale, stare nel proprio orticello ed evitare di calpestare? Beh, in Europa sì, secondo me. Nel resto del mondo però? Mi pare che ci siano molti conflitti in atto, insomma. Sì, cioè, e come... non è che stanno proprio tutti nel loro. E come ci si comporta con chi non sta nel... Cioè è giustificabile l'intervento armato secondo te? O bisogna comunque cercare di lottare per un ideale pacifico? Pacifista? Abbiamo inventato la diplomazia, usiamola prima di usare un fucile. Sentiamo ancora la ragazza e poi chi qui dietro diceva ehi, come per dire. In effetti per ricollegarmi anche al suo commento e per citare Svevo, l'unica soluzione appunto per avere una pace proprio seria sarebbe una bomba e ricominciare da zero. No, ma posso dire una cosa? Microfono però. Cioè, intanto condanniamo... un po' a tutti poi anche. No, cioè la bomba, moriamo tutti veramente. La guerra non è mai giusta, partiamo da questo fatto qua, rendiamoci conto che ci vanno tante persone di mezzo, poi se buttiamo la bomba moriamo tutti, cioè insomma, io voglio vivere almeno.
Beh, prendiamola anche come una citazione, anche una provocazione per lanciare il discorso, però, insomma. Arriveremo secondo me a un punto... Come si riparte però? Se tu davvero ravvisi questa situazione catastrofica anche a livello interno? Bisogna partire proprio da zero, cioè la bomba, ha detto lei, come anche metafora, diciamo, però comunque bisogna fare qualcosa di drastico veramente, ricominciare da zero, come dicevo prima e come diceva anche Ciani, cioè bisogna cominciare proprio da noi stessi prima, poi pensiamo agli altri, perché se non comincio io, tu e gli altri e già fare un passo non andremo mai da nessuna parte. Allora, non esiste una guerra giusta, si diceva bisogna agire attraverso la diplomazia, qua dietro mi pare che non ci fosse tanto accordo. No, io dico, cioè, io non penso che tipo con la diplomazia e solo con le parole si risolvono le cose, tipo per esempio tipo la guerra in ex Jugoslavia, cioè adesso ovvio non c'è più la guerra ma perché c'è l'ONU lì che gira con i carri armati e dice sì, tiene a bada. Esatto, se no tornano ad ammazzarsi, quindi secondo me per la pace bisogna tipo la guerra fredda, cioè non so come spiegarlo, devi in qualche modo riuscire a controllare delle situazioni potenzialmente pericolose. Con le armi, perché se no con le parole basta, secondo me non si fa. Nella guerra fredda però non c'era la minaccia, più che un utilizzo, sì. Non c'è stato un utilizzo in realtà. No, però con la minaccia c'era... Quindi ci vuole un potere militare, insomma, esatto. E il potere economico può bastare, secondo te, per controllare, non so, sanzioni, agire sul piano economico può servire? O solo tra certi stati, magari non con altri? No, secondo me solo tra certi stati. Quindi che hanno magari lo stesso livello. Mattia? No, quella di girare con i carri armati per mantenere la pace non è una pace vera, ma è una pace, diciamo, fra virgolette, travestita. E la violenza è sbagliata perché chiaramente partendo da questo principio banale la violenza è sbagliata, però ci sono dei casi in cui intervenire con la forza è necessario. A memoria Gheddafi che ordina ai suoi uomini di sparare sulla folla. Di fronte a una situazione del genere le altre nazioni e gli altri paesi non possono rimanere immobili, non possono essere passivi di fronte a questa situazione, quindi ci vuole in casi estremi un intervento per garantire la pace, che comunque però continuo a sostenere sia utopia, però comunque bisogna cercarla, anche se è utopia, bisogna almeno mantenere la pace il più possibile, anche se è praticamente impossibile che si possa presentare questo in tutti i paesi, perché è qualcosa di troppo grande, più grande di noi, più grande dell'uomo, secondo me. Professore, diceva prima dove si gira con i carri armati non possono essere definite operazioni di pace, ma alla fine insomma una pace finta o comunque quasi operazioni di guerra. Questa accusa insomma di ambiguità quando si parla di missioni di pace, di andare comunque ad operare su altri territori comunque con dei corpi armati, sussiste? Cioè, c'è questa ambiguità in un paese che comunque ripudia la guerra a livello costituzionale? Se mi è consentito, alla luce proprio di questo intervento, distinguiamo le cose. Una cosa è il caso che non è quello dei Marò, per essere chiaro, che quello dei Marò è pubblica relazioni. Una cosa è il caso di italiani che in questo momento soffrono nelle mani di davvero corpi militari o non militari all'estero e che soffrono molto. Cioè, nello Yemen, in Iraq, nell'Afghanistan, ci sono 300 casi di italiani che stanno soffrendo le pene dell'inferno, non dentro le ambasciate italiane, eccetera. O situazioni invece davvero disastrose di italiani all'estero che stanno in questo momento soffrendo moltissimo. Questo è un caso. Allora, il punto lì è giustificato lì un intervento anche militare in questi casi qua, o è giustificato un intervento anche militare quando il tuo paese viene, come dire, invaso da qualcun altro? E questo è un tema. Altro tema invece sono le forze militari di pace all'estero, che è un tema completamente diverso. Cioè, non mettiamo le cose, cioè, se io dovessi pensare, cioè, la cosa che mi viene da pensare è il caso di Marò, va bene, è un caso di Marò, se ne parlano, benissimo. Ma in questo momento ci sono centinaia di persone che soffrono davvero e che nessuno pensa di andare a liberare o di avviare delle azioni politiche forti per liberare. O sono avviate, ma di cui
noi, voi non sapete niente. E quello è un tema. Anni fa, voi lì sì davvero non eravate nati, ci fu un caso in cui gli israeliani nell'aeroporto di Entebbe arrivarono in un aeroporto keniota per liberare dei loro concittadini che erano in quel momento presi di mira da terroristi islamici, e li hanno liberati e sono morti tutti. Queste sono azioni. Altra cosa invece è il tema molto più complesso, molto più delicato delle forze militari di pace all'estero, che è un tema anche molto discusso, discutibile. Però il tema vero è: ci sono delle situazioni di italiani all'estero che soffrono, non come i Marò, ma che soffrono davvero, voglio dire, ecco. È giusto però fare una distinzione in questo caso, Ciani, e poi l'intervento militare, insomma questa pace da realizzare attraverso il dialogo, oltre che essere una prima strada sempre da provare attraverso la diplomazia, è comunque un valore assoluto in certi casi. Uno Stato deve intervenire in qualche modo. Ora, noi italiani siamo sempre stati, rispetto ad altri paesi tipo gli Stati Uniti o tipo anche l'Inghilterra, il paese un po' della diplomazia. Tant'è vero che i nostri servizi segreti sono riusciti più volte, lo citava prima il professore, sulla liberazione della Sgrenna, ad intervenire proprio dove l'intelligence americana ed inglese non sono mai riusciti sicuramente ad ottenere quei tipi di risultati. Per cui noi italiani abbiamo un po' quest'idea. Dopodiché credo sia necessario che le forze militari che non hanno più gli obiettivi di 20 o di 30 anni fa, sono una cosa diversa, vanno affrontati, vanno fatti in maniera completamente diversa. Noi qui abbiamo gli alpini della Julia che sono presenti in Afghanistan. Mi pare che 200 persone sono partite poche settimane fa, fra cui anche donne, anche ragazze indubbiamente giovani sono in Afghanistan proprio per difendere la pace in quella parte del territorio. Io sono convinto che quella forza militare, quelle forze militari siano indispensabili al mondo intero per garantire in qualche modo un equilibrio e quindi sotto certi aspetti anche la pace. Moro è così? Ma io sono un po' perplesso perché mi pare che si dice che è un'utopia, eccetera, però si fa poco. Cito solo una cosa, amministrazione ILI regionale, c'erano fondi per la pace, ho partecipato come scuola a diverse iniziative dove c'era scritto pace, poi mi hanno detto che era meglio cancellare la voce pace con la nuova amministrazione, perché sennò i fondi non arrivavano. Insomma, un'utopia, certo, così è un'utopia, sicuro. Bisogna fare qualcosa, bisogna pretendere qualcosa, bisogna darsi da fare veramente, votare quelli che mettono quella parola. Cioè la pace è scomoda? Quelli che mettono quella parola. Ecco. E mi pare è sufficiente la parola per fare la pace? No, ma no, dai, avevamo l'assessore alla pace, ma come l'assessore alla pace? Per cosa l'assessore alla pace? Almeno metterla la parola. Questa è un'utopia. Ecco, poi, dopo verranno altre cose, ma almeno se hanno paura addirittura della parola, perché e via avanti, dai, impegnarci di più, senz'altro. Cercare, che cosa c'è in fondo? C'è in fondo una lobby delle armi che ha un peso super enorme nel nostro paese. Facciamo finta che non esista. Appena è venuta fuori quella cosa lì, abbiamo rimandato i Marò a casa. Appena si è scoperchiato quel pentolone, sono stati rimandati via perché si perdevano non so quanti miliardi, adesso non mi ricordo. Probabilmente c'è un legame, c'è un qualcosa di chiaro là dietro, e non pretendo che stasera mi venga spiegato. Visto che si guarda in giro, però il più vicino ai Ciani, diamo una risposta a lui? Se sa spiegarmelo. Io credo che ci debba essere nel mondo intero ciò che dicevo prima che manca
credo a tutti i livelli, che è il rispetto verso le altre persone. Quando noi avremo rispetto alle altre persone avremo costruito, credo, la cosa principale che in questo mondo, che fa riferimento alla pace. Tutto il resto è fantasia, tutto il resto è sogno, tutto il resto è il nulla, tutto il resto non conta, perché dichiarare che c'è la pace solamente perché abbiamo un nome, come dichiarare che in un ospedale c'è l'ospedale quindi ti salvano la vita, è una sciocchezza, è una sciocchezza. Credo che alla base di tutto ci debba essere il rispetto reciproco delle persone che ci stanno di fronte. Solo un istante, facciamo solo una piccola pausa, così poi riprendiamo da questo. Pubblicità tra poco, altrimenti... Bene, ben trovati, eccoci qua così d'improvviso, siamo ricomparsi. Eravamo rimasti con il professor Babbo. Sì, volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che Ciani diceva. È vero il rispetto, ma nella parola rispetto bisogna declinarlo ulteriormente, perché potrebbe essere anche soltanto ti rispetto e sto lontano. Invece non puoi costruire pace se non intervieni nelle due parole chiave che sono costruire verità e giustizia. Non è possibile rimanere in pace solo e soltanto perché non entro nella storia di quel popolo, nella storia di quello Stato, nella storia di quella nazione. È necessario come Paese, ecco, se crediamo nella pace, investire anche proprio nella costruzione di dinamiche positive in quella società, perché se non facciamo questo sicuramente arriverà il guerrafondaio che potrà tranquillamente gestire tutte le frustrazioni di quel popolo e andare contro un altro popolo. Non c'è assolutamente pace dove non si porta libertà, verità, giustizia. Però si portano solo in pace, cioè in sostanza per portarle come si opera? È chiaro che spesso ci siamo nella storia, ci è capitato anche purtroppo recentemente, che devi fermare, bloccare, disarmare l'oppressore per poi poter costruire, però contemporaneamente questo crea delle cose non virtuose. Ecco. Non so, si era prenotato, non avevo capito se era un'alzata di occhiali. Sì. C'era un intervento sì, chiedo scusa. Sull'intervento di Ciani, anche se sull'intervento del professore adesso. Soltanto per mettere in comune, al di là della difficoltà di decidere, proprio anche moralmente, se è giusto o no l'intervento militare all'estero pacificatorio, che è un grande tema su cui è molto difficile, però è molto interessante vedere come l'hanno fatto i paesi civili. Se voi andate a vedere le università di Stanford, Yale e la Boston University, le principali università americane, hanno attivato tutte nei paesi che sono oggi teatro di interventi militari delle loro antenne per portare cultura fatte e gestite direttamente dagli studenti. Il programma della Stanford University, che forse è la prima in America, oggi ha questo focus sull'Iran, l'Iraq e l'Afghanistan, con università messe là. Allora, tant'è vero che parlandone con un importante giornalista che è il corrispondente della televisione italiana in Iraq, che si chiama Duilio Gianmaria, ci domandavamo, ma perché non lo facciamo anche noi? Allora cambia il mondo. Una cosa è una forza militare che arriva per la pacificazione, una cosa è che una forza militare che arriva con università, cultura. Pensate come cambia il mondo per popoli che hanno fame, difficoltà. Già noi siamo un po' avvantaggiati perché i nostri militari forse sono un po' meglio degli americani e sono più democratici, eccetera. Però arrivare con la cultura è tutta un'altra cosa. Può avere un potere così dirompente, chiedo, anche laddove magari l'università e la cultura non sono così tutelate o facilmente accessibili? Perché in quel possono popolo mettere a rischio là, che gli a parte che loro stessi lo fanno anche per ragioni loro, voglio dire, ma questo vuol dire davvero entrare in un mondo completamente nuovo con università, e quando sei lì con la cultura è chiaro che poi influenzerai. Ma qua non capiterà mai, cioè noi siamo bloccati, proprio ieri si stava parlando in una trasmissione. Cioè, qua dove non capiterà mai? Qua in Italia dico questa cosa qua, perché è più facile governare un popolo di stupidi.
cioè diciamoci la verità, ci sono tante borse di studio, non vengono date. Allora però qua, si scusami dice... se ti interrompo, si parlava di andare ad agire, sì, in altri paesi, penetrando con la Gli cultura, cioè a livello Gli studenti universitario. italiani con, non è vero questo. con i materiali che hanno a loro questo. disposizione. Proprio a Udine, tra i miei studenti, e parlo di studenti del primo anno di giurisprudenza, Sì. c'è un gruppo di studenti che in questo momento sta organizzando una task force per portare in India, parlo dell'India, Sì. in una delle parti peggiori dell'India, perché nel nord dell'India, per portare difesa dei diritti dell'uomo, per fare un'azione di advocacy in nome del diritto internazionale, io insegno diritto internazionale, Sì. nella parte peggiore dell'India. Allora, non è vero. Probabilmente le istituzioni italiane non sono così orientate, non aiutano. Punta di meno su noi È chiaro che non studenti o aiutano. su noi giovani, la nostra società. Punta molto poco che noi siamo il futuro, cioè noi saremo il presente e il futuro. Punta troppo poco. Sì. Ecco, però su questo sono d'accordo. Su questo è d'accordo, avete trovato un indubbiamente accordo. siamo d'accordo, sì. Volevi intervenire? Sì, volevo intervenire per dire che secondo me in Europa, io batto sull'Europa, ma in Europa secondo me questo si è verificato perché siamo riusciti a unire quella parte dell'Europa che stava con l'Unione Sovietica con quella parte dell'Europa occidentale e democratica. Si è trovato tramite la cultura un filo conduttore che è stato quello di un'identità europea. Si è trovata un'identità europea che ci ha garantito un'unificazione sia culturale e ci si aspetta adesso anche un'unificazione giuridica, come auspicava prima Ciani, sia un'unificazione anche militare. Secondo me là dove arriva la cultura, là dove c'è un filo conduttore che colleghi le culture di vari stati, lì si può verificare la pace. Laddove non c'è? Laddove non c'è è impossibile. È impossibile, non me l'avete. Ah no, io sono convinto che è possibile, è difficile, io sono un uomo di speranza, che non significa essere ottimisti, ciecamente ottimisti. Anzitutto io credo molto invece nei giovani, già nelle cose che ho sentito da voi oggi ho sentito una attenzione, un interesse molto profondo. Sono molto d'accordo che bisognerebbe investire tantissimo sui giovani, quasi è rarissimo che ci siano delle trasmissioni televisive come questa in cui i giovani sono protagonisti. Normalmente si parla dei giovani, ma i giovani non parlano mai. E io invece ho visto giovani lavorare su tutti i campi, sia in zone di guerra, sia in zone di accoglienza, e quindi questo credo che sia un primo punto di grande speranza, cioè che i giovani oggi hanno in mano la potenzialità per costruire pace. Una seconda cosa che volevo dire è che bastano mica tanto grandi cose. Il professore parlava dell'aspetto scientifico della costruzione della pace. A Gorizia ci sono una facoltà di scienze diplomatiche, una di relazioni internazionali, un istituto di sociologia, e pochi sanno che i colloqui tra Rabin e Arafat, che hanno portato al primo trattato di pace tra palestinesi e israeliani, sono iniziati a Gorizia, all'interno dell'Università di Gorizia, dove si è creato un clima tra i giovani che ha permesso a delegazioni israeliane e palestinesi di trovarsi bene, di sentirsi accolte. E la terza cosa che volevo dire è che la guerra nel mondo avviene per dei motivi, cioè nessuno fa la guerra perché gli piace fare la guerra. La guerra si fa perché ci sono degli squilibri spaventosi oggi, soprattutto a livello economico, e chiunque fa la guerra ritiene di aver ragione e che l'altro, l'avversario, ha torto, e per poter convincere la propria gente racconta menzogne per poter creare un clima di questo tipo. Perdoni se faccio l'avvocato del diavolo, la speranza è una bellissima cosa, la condivido. Il diavolo che difendo direbbe la speranza però a tempi lunghi. Nel frattempo, in situazioni estreme dove non è facile mandare emissari di pace perché rischierebbero a loro volta, quanto bisogna aspettare, quante persone devono sacrificarsi nel frattempo? Qui c'è un grande problema che è quello dell'arbitrato internazionale. Cioè, chi decide che cosa? Cioè, in nome di che cosa si decide, per esempio, di intervenire in Libia piuttosto che in Cina, dove c'è la pena di morte, o in Corea del Nord, o in Iran? In nome di quale organismo? Allora, l'unica soluzione possibile per questo tipo di problemi, cioè dell'intervento di stati in altri stati, è che venga riconosciuto a livello internazionale un arbitrato, però con una capacità di rappresentatività sufficientemente significativa, che non può essere legata né al numero degli abitanti né alla potenza economica o militare.
E credo che questo sia il vero grande problema che bisogna affrontare urgentemente, cioè come trovare l'arbitrato internazionale per affrontare le controversie che ci sono nel mondo. Vorrei sapere poi anche chi era orientato sulla diplomazia, insomma poi qua dietro se voleva intervenire. Intanto sentiamo una chiamata da casa, pronto? Ah, buonasera. Sì, buonasera, prego, con chi parliamo? Sono Pieri. Prego. Mi sono preso 4-5 punti sui vostri discorsi che avete fatto Sì, durante il la primo trasmissione. solamente, non so se è quello, però abbassi il volume del televisore perché abbiamo un rumore fastidioso. Poi la sentiamo, prego. Un attimo di Pronto? attesa. Eccoci. Sì. Allora, volevo dire, sapete che una nave americana, sempre commerciale, mi sembra, un mese dopo il fatto dei nostri marò nel mare arabico / indiano, ha sparato contro un peschereccio indiano ammazzando tutte le persone che c'erano sopra. Secondo, sapete che uno Stato come l'Italia, dove non c'è la pena di morte, non può rilasciare qualsiasi persona civile, in questo caso militari, a quello Stato? Sapete che la nave commerciale italiana è rientrata al porto indiano su ordine della Marina Militare Italiana? Sapete che il ministro della difesa indiano è del Kerala ed è implicato in uno scandalo commerciale per il commercio di armi con l'Italia? Noi, almeno io personalmente, tutte queste cose non le sapevo. Adesso- Cambiano la questione per lei nel senso che... No, basta andare sul web, siccome c'è il popolo del web, andate sul web e vi informate che tutte queste cose ci sono. Accertando però sempre le fonti, perché spesso sul Le web si fonti. trovano anche Secondo, magari a volte notizie... Un'altra fonte che parlavate del Kosovo, no? Sì. o dell'ex Jugoslavia, sapete che quando andranno via gli ultimi, no, soldati dell'Unione Europea, no, può capitare, ma quasi sicuro, che tutti i serbo-cattolici, comprese chiese, cimiteri, verranno sicuramente azzerati e distrutti? Lo sapete? Grazie per la sua chiamata, abbiamo ascoltato insomma quello che ci ha detto, nonostante insomma il sapete che sia diventato un po' un tormentone. Sentiamo da casa ancora, pronto? Pronto? Ah, sono Luigi pronto, sono Luigi. Sì, prego, la sentiamo, ci dica. L'onorevole Spadolini, già ministro del nostro governo, forse il presidente del governo più istruito che abbiamo avuto in Italia, è molto considerato anche in America, che conosceva la nostra bellissima Costituzione repubblicana fondata sulla resistenza meglio di me e meglio di tutti gli onorevoli italiani, diceva: noi abbiamo solo l'obbligo di difenderci, mai di attaccare, perché la nostra Costituzione, sì, di cui un articolo che non ricordo recita così. Allora, vediamo la pratica. Sì, brevemente, però le chiedo di riassumere, di essere un po' veloce, le chiedo scusa, grazie. Noi siamo i maggiori produttori al mondo di mine anti-uomo. Le varie televisioni ci fanno vedere i bimbi handicappati senza una gamba e ci chiedono di aiutarli. Insomma, c'è una grossa contraddizione in questo. Ma scusate, avete capito il senso? Ci prendono in giro, no? Sì, c'è una contraddizione, è quello che stavo dicendo, insomma c'è una grossa contraddizione in questo. Lei ha detto una cosa giusta, la ringrazio per la sua chiamata, ha citato
insomma, agiamo per difenderci, non per attaccare. C'è da capire se ci siano da difendere a volte anche gli altri oppure no, se questo sia legittimo o meno, visto che magari oggi, lo diciamo, in Europa lo scenario, insomma, non prevede delle guerre che possono vedere un attacco, insomma, diretto in questo momento all'Italia. Non so se c'era qualche altro intervento prima della chiusura. A posto, allora io ringrazierei intanto per questa puntata assieme, ovviamente il professor Babbo e il professor Moro, grazie a Paolo Ciani, grazie mille per essere stato con noi, grazie a don Andrea Bellavite, grazie ad un prossimo appuntamento e grazie professor Alessi, è stato veramente un piacere avere la nostra compagnia. Noi ci rivediamo tra 7 giorni, sempre qui a Telefriuli con Effetto Friuli Giovani, con un altro tema da affrontare. Buona serata, buonanotte, ciao.